Continuano i test di precampionato per la SMEC Caorle. Sul parquet del Palamare i gialloblu hanno ospitato sabato sera lo Jesolo in una gara che dal punto di vista dell'organizzazione di squadra per coach Fratin ha segnato un buon passo in avanti rispetto alle precedenti uscite. I ragazzi hanno applicato alla lettera quanto provato in allenamento durante la settimana e per quel che può contare il risultato di questi tempi si sono imposti per 73-65. Certamente un passo in avanti. Siamo una squadra totalmente nuova e abbiamo bisogno di pazienza e di lavoro. I ragazzi sono applicati in quello che abbiamo deciso di fare di squadra. È stato un buon allenamento contro gli amici di Jesolo, cosa che serviva anche a loro. È normale in questo periodo di prestagione avere alti e bassi, proprio a seconda delle situazioni in campo, ma è certamente stato utile per tutte e due. Noi abbiamo bisogno di tempo e non è che la cosa finisce con l'inizio del campionato, anzi continuerà con il campionato, perché molte squadre sono molto più esperte di noi, direi quasi tutte sono molto più esperte di noi, e noi dobbiamo imparare anche da partita in partita, quindi è difficile dare una percentuale, ma certamente il 100% dello sforzo i ragazzi lo stanno dando per provare a fare le cose bene insieme. Squadra giovane, una squadra appunto che deve sicuramente trovare la giusta amalgama. Come sono sembrati i due stranieri? Ma anche loro devono riuscire a capire le qualità dei compagni, come i compagni devono riuscire a capire bene i due nuovi arrivati. C'è volontà di giocare insieme, questo è molto importante, perché la composizione della nostra squadra non si basa su uno o due giocatori quanto sul collettivo, quindi insieme abbiamo bisogno di tempo, però si stanno lavorando benissimo e sono contento. Bene, quindi allora prossimo appuntamento il 18 in quel di San Bendemiano, altro bel test contro una squadra di categoria superiore. Decisamente quella contro San Bendemiano sarà una partita molto difficile, perché loro sono un'ottima squadra, sono anche rinforzati rispetto all'anno scorso. Sarà un importante test dopo 10 giorni di allenamento da oggi al 18, e dopo seguirà un ultimo torneo il 20 e il 21 a Riese Pio X contro squadre della stessa categoria, ad eccezione di una, ma comunque buoni test adesso che si sta avvicinando il campionato, che cominceremo il sabato 28 giocando a Corno di Rosazzo.